Villa serena, ma non sempre, perché poi c'è questa lettera di protesta inviata meno di un mese fa a Rete Veneta, in cui nero su bianco i familiari di alcuni anziani ospiti della casa di riposo di Bassano avevano denunciato i disagi e le sofferenze che i ricoverati sarebbero stati costretti a sopportare per presunte carenze organizzative. Immediatamente la regione aveva chiesto una relazione all'ULSS Pedemontana. Ci siamo mossi subito dopo la segnalazione, quindi ho chiesto all'USL Pedemontana una relazione, una verifica. Sono stati fatti dei sopralluoghi e l'azienda sanitaria ha inviato una relazione che puntualmente è arrivata nelle mani dell'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto. E che cosa si evince? Si evince che effettivamente ci sono stati dei disagi che erano legati a soprattutto il trasferimento di dei reparti e quindi si sono create delle situazioni di disagio per le persone e per i loro familiari che ora insomma dicono dovrebbero essere rientrati. Questo secondo la relazione dell'ULSS Pedemontana. Ma trattandosi di persone anziane, bisogna usare la massima attenzione. Per questo anche noi di Rete Veneta continueremo a tenere sotto controllo la situazione e aspettiamo che l'assessore veneto alle politiche sociali faccia la visita che oggi annuncia a Villa Serena. Ho in previsione di fare una visita e con l'occasione vorrei anche incontrare i familiari appunto che avevano scritto questa lettera per con loro vedere se effettivamente si sono risolti tutti i problemi e le criticità.